Buongiorno, siamo qui con Giorgio Cestar, responsabile del coordinatore dell'unità dei servizi veterinari della Regione Veneto. Allora, le coli O104, siamo sicuri in Italia? Cosa possiamo dire ai nostri utenti italiani? Al momento siamo sicuri al 100%, anche perché comunque in Italia non è mai stato riscontrato nessun caso di positività né negli animali né nell'uomo né negli alimenti di questa Escherichia coli O104 e delle tossine eventualmente prodotte. Questo si è fatto attraverso un sistema di controlli a tappeto. In Italia esiste un piano nazionale controlli ufficiali, sulla Regione Veneto complessivamente si parla di 8.000 controlli, ma nell'ambito di ogni controllo poi ci sono i sottocontrolli, cioè di fronte a una positività si cerca eventualmente il sierotipo o ceppo, in questo caso di germi, quindi si va a definire un numero molto elevato di controlli. Su questa base in questo caso non abbiamo nessuna positività. Anche recentemente è stato trovato un salume con Escherichia coli che ha nulla a che fare con i coli di cui si sta trattando, proprio perché si deve identificare un tipo diverso rispetto a quello. Una sicurezza non a parole ma nei fatti. Attualmente noi siamo certi di quello che si va ad affermare, anche grazie al lavoro degli studi zooprofilattici che sono il braccio armato di quello che è il sistema sanitario nell'ambito dei controlli di tipo veterinario e da poco tempo anche dei vegetali. Dunque ritorniamo a dire che è importante lavare la verdura e consumare anche vegetali e alimenti italiani, di provenienza italiana, perché sì, sono sicuri. Esatto, sì. Quindi controllo diretto del prodotto e per quanto riguarda il prodotto italiano noi ci basiamo al momento su questi dati. È intendimento comunque della Regione continuare a fare dei monitoraggi proprio per fornire nel massimo possibile tempo ristretto altre certezze di cui attualmente noi siamo portatori. Grazie.